Eccoci qua, siamo tornati in diretta, non c'è bisogno di presentazione anche per il secondo ospite perché comunque insomma siete dei volti noti della politica locale e non solo. Comunque un saluto doveroso a Roberto Marcato, vicepresidente provincia di Padova, rappresentante se non sbaglio della Lega Nord, capolista della lista Bitonci e ovviamente Lega Nord non vince da verde, permettimi. La mia Moleskine verde, di tutto, verde. Veramente di tutto di più, compreso il cuore. E a me piacevano un sacco anche che avevi le scarpe tempo fa con le stringhe, le ricordo verde. bene, verde, va bene, la coerenza fatta persona, insomma. Sì, assolutamente. Allora io parto subito con una provocazione, c'è coerenza in questo ballottaggio, perché prima appunto con Piero Ruzzanti ho detto ma quanti spot, e poi sento e risento bene o male le stesse proposte, sbaglio, e tutti che puntano sulla sicurezza, ok, è importante, ma il lavoro, cioè se non c'è uno non c'è l'altro, comunque alla fin fine siamo lì. Perché votare quindi Bitonci? Ma visto che lei ha tirato fuori il tema della sicurezza... Andiamoci tu perché è da tanto che sì, assolutamente, non volevo mancarti di rispetto. L'ho fatto per par condicio, siccome con Ruzzante, allora è giusto anche con, va bene. con Marcato. No, allora, visto che parliamo di coerenza, devo sottolineare un fatto, e hai citato tu il tema della sicurezza. Se ti ricordi, e ci sono ovviamente lì a testimoniare sia i giornali che le televisioni, fino a un anno fa, quando si parlava di insicurezza a Padova, due elementi uscivano. Il primo, che tutti dicevano che in realtà era maggiore la percezione di insicurezza rispetto al dato oggettivo sull'insicurezza. E il secondo, che in realtà noi continuavamo a gettare fango sulla città denigrandola. Questo era quello che dicevano tutti, tranne noi della Lega. Stranamente adesso, non si è capito per quale motivo, il tema della sicurezza viene messo in testa alle agende politiche di tutti i partiti che si sono candidati, partiti, civiche, movimenti, sono candidati a queste elezioni. Tanto se parliamo di coerenza, noi questo è il nostro lavoro, tra virgolette. Quello della sicurezza l'abbiamo detto un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 20 anni fa e continuiamo a dirlo. Qualcun altro invece, come dire, cerca di prendere gli ultimi voti per i capelli, spacciandosi per il paladino della sicurezza ai cittadini. Anche su questo ovviamente, come dire, chi l'ha fatta e l'ha detta Marcato, prima ha un po' di appeal. Io immagino che comunque i telespettatori, essendo italiani, non dimentichino che comunque sono sempre state impegni, promesse anche vostre, ma al governo siete stati fino a poco tempo fa e i risultati sono tangibili. Io adesso sembra quasi passare del palo in frasca, saltare dal palo in frasca. Ad esempio, per quanto mi riguarda, visto le tante puntate toccate sulle esondazioni, le alluvioni e tutto, sappiamo che non c'è uno del PD come governatore. Io l'ho visto più volte, tra virgolette, passatemi questo aggettivo un po' a volte inerme. Adesso è riuscito a ottenere uno sconto per quanto riguarda almeno le tasse per i comuni colpiti, però la sicurezza sappiamo com'è, l'alluvione sappiamo com'è. La mia magari personale paura non è che tutto poi in piccolo, quindi nella nostra città, diventa come la gestione della regione. Se qualcuno a un certo momento ha detto basta, stop, l'imprenditoria è al minimo storico, qualcuno che si costruisce un trattore armandolo e lo nasconde nel proprio box di casa, ci sarà un perché, ci sarà una insoddisfazione, sia a sinistra che a destra, unisco tutte e due. Qui le cose non cambiano e noi abbiamo bisogno di mangiare, lavoro, sicurezza, tematiche che continuiamo a sentirci dire noi faremo. In più la cosa che a me personalmente non piace, l'ho detto anche a Ruzzante, ma la coerenza a me manca nel fatto degli apparentamenti, cioè caspita, prima combatti contro l'avversario politico e dopo fai spalluccia, siamo con te. Non capisco perché non esiste una legge del tipo camminate fino in fondo con le vostre gambe, avete questi risultati, fino in fondo ci arrivate da soli, dovrebbero farla a detta mia. Prego Marcato.
Allora, stiamo su alcuni dati tecnici. Il primo, non è vero che sia responsabilità della regione e del governo. Un sindaco ha delle competenze, ha delle responsabilità e ha dei doveri nei confronti dei cittadini. Dove noi abbiamo governato, penso a Treviso, Cittadella e Verona, 3 città esempio per tutti, abbiamo avuto 3 amministratori della Lega, credo che sia sotto gli occhi di tutti in maniera incontrovertibile che noi abbiamo girato quelle città come dei calzini dal punto di vista della sicurezza. Noi abbiamo aumentato il tasso di sicurezza di quelle città, quindi non è vero che un sindaco non fa la differenza. Secondo elemento, per quanto riguarda l'alluvione, vorrei ricordare, questo è un passaggio che deve essere consegnato poi alla storia della nostra provincia, della nostra città e anche della nostra regione. Quando successe l'alluvione di 2 anni fa, io personalmente, assieme ad altri responsabili del partito, io ero segretario provinciale al tempo, abbiamo chiesto a Bossi, che era ministro del governo assieme a Berlusconi, che era Presidente del Consiglio, abbiamo chiesto un impegno formale nei confronti dei cittadini alluvionati. Apro e chiudo una parentesi, solo voi delle emittenti locali avete dato voce a quei cittadini, perché se aspettavamo la RAI probabilmente questi arrivavano oggi. Se vi ricordate, è stato fatto un incontro nella sede provinciale, dove io ero vicepresidente, sono venuti giù Luca Zaia, Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, e in quell'occasione si sono presi un impegno. Il giorno dopo il governo ha staccato un assegno di 300 milioni di euro, non si era mai visto una cosa del genere, a favore degli alluvionati. Dopodiché si può fare di più? Sicuramente sì, ma noi abbiamo, e lo ricordo perché è bene ricordarlo, il Veneto ha un saldo negativo di soldi che noi lasciamo a Roma e che vengono poi sperperati in giro per l'Italia, c'è di da 21 dire miliardi anche che di quell'assegno, prima è arrivato tutto, dopo a un certo momento sono arrivate le richieste di no, sai che c'è, ce ne dovete dare indietro un tot. Allora, no, l'assegno è arrivato tutto, questo deve essere chiaro. Sì, poi sono stati richiesti indietro, certo, no, perché così non andava bene, sì, perché così, purtroppo essendo soldi pubblici, noi non possiamo permetterci il lusso di usarli come vogliamo. Quindi, infatti io ho incontrato per esempio anche gli alluvionati di Bovolenta l'ultima volta. State fatte forse un po' di pancia, no, assolutamente l'ho seguita benissimo. L'ho seguita benissimo. Io per esempio l'ho detto agli alluvionati, se voi volete avere i rimborsi, gli indennizi, i contributi, dovete fatturare tutto, ci deve essere una questo lo ripetiamo sempre, purtroppo ci sono state situazioni in cui o non c'era da norma previsto il rimborso o chiamiamolo così, l'aiuto, il contributo, oppure mancavano le pezze giustificative. Purtroppo ti piange il cuore perché ti rendi conto che queste persone subiscono un disagio, ma noi abbiamo delle regole che sono la norma italiana che dobbiamo rispettare. Allora, dall'altra parte, al contrario, a proposito appunto di trasparenza, sentiamo quindi Bitonci. Importante, con una proposta innovativa che adesso vi descriverò, che mai nessuno ha fatto in precedenza. La nostra proposta è una proposta che va verso la trasparenza completa dell'amministrazione pubblica. Se vi ricordate abbiamo parlato di appalti a chilometro zero, abbiamo parlato di verificare una verifica puntuale e attenta di tutti gli incarichi, di tutte le assegnazioni. Abbiamo parlato e ribadiamo il concetto che a differenza di questa amministrazione noi metteremo tutti i documenti online, tutti, non la finta di documenti online o che non si riescono a scaricare. Tutte le delibere di giunta, di consiglio, le determine dei dirigenti saranno tutte online. Metteremo online anche le fatture dei fornitori, che quindi si potrà verificare direttamente. Il cittadino potrà scaricarsi tutti i documenti, perché vogliamo una amministrazione con trasparenza assoluta. Oltre a questo, la proposta che vi faccio è una proposta un po' shock, ce ne rendiamo conto, però vedrete che l'attueremo settimana prossima. Siamo addirittura d'arrivo, ma io stamattina sono stato in mezzo ai mercati e vi dico, è arrivato poi a Latere anche, a Latere anche il prosindaco non eletto Ivo Rossi, un fiume di gente che mi stringeva le mani e pochi invece, se non portati, che andavano
dal prosindaco non eletto. Noi la proposta shock che vi facciamo è questa: daremo un assessorato all'opposizione e sarà l'assessorato al controllo della pubblica amministrazione, sarà l'assessorato alla trasparenza, sarà l'assessorato di chi potrà andare a vedere tutte le carte, tutta la documentazione, perché noi non vogliamo avere niente da nascondere. È il primo caso in Italia, lo faremo noi e lo faremo assieme a un'altra proposta importantissima, che è quella che tutti i candidati di tutte quante le liste, faranno parte di una consulta, quindi anche chi ha preso una preferenza o anche chi ha preso 0 preferenze, però solo per il fatto di essersi messo a disposizione della collettività, faranno parte di commissioni, consulte che saranno sia tematiche, in ambito dello sport, dei lavori pubblici, dell'ambiente, sia per quartiere, perché pensiamo che quello che è stato fatto con la cancellazione dei comitati di quartiere, dei consigli di quartiere, sia un grave errore. Vogliamo riportare questo collegamento diretto con il territorio e lo faremo con queste consulte in cui iscriveremo tutte le persone che hanno partecipato alla competizione elettorale. Io penso che siano 2 proposte importantissime che, insieme a quelle della trasparenza della pubblica amministrazione, dei redditi che sono già obbligatori da parte di tutti quelli che compongono la Giunta e il Consiglio, oltre ai redditi dei dirigenti e di tutti coloro che sono all'interno della pubblica amministrazione. Noi vogliamo che questo sia un nuovo modo di fare amministrazione, partecipativo, più partecipativo di quello che è stato fino adesso e con un controllo diretto. Non abbiamo paura di essere controllati, neppure dall'interno. Non lo farà. Innovazione? Proposta nuova? Beh, quella di dare un assessorato all'opposizione, francamente credo sia una novità assoluta, penso anche in Italia. E per quanto riguarda la trasparenza? Però diciamo che buona parte comunque sono cose già viste, ci sono comunque nei siti. I redditi che sono obbligatori per legge, anche se anche lì insomma, qualcuno il fatto è che il cittadino, alla fin fine, non tutti poi hanno né il tempo, visto le problematiche che abbiamo, di andare lì a spulciare. Ma ci sono, ok. Allora, i redditi vengono pubblicati sui giornali, uno non legge i giornali, sono pubblicati via internet, uno va su internet. Insomma, se uno gli interessa va a vederli, se non gli interessa, tanti saluti. Vuol dire, il mio reddito è pubblicato da sempre su 1000 giornali. Se uno non legge i giornali, francamente non è un problema mio, è un problema di chi non si aggiorna, quindi è giusto che ci sia questa trasparenza. Ma perché non ci dicono, allora da domani il lavoro, secondo me la proposta giusta per rilanciarla potrebbe essere questa, oppure per la sanità lo IOV, sapete che c'è, a me invece piacerebbe di più tutto qui a Padova invece che smembrarlo, però arriva dall'alto magari questa cosa. Butto lì. Si è parlato di ARPAV, oggi abbiamo letto sui giornali cosa è successo, Galan addirittura era informato. Trasparenza, ma la trasparenza a volte viene fuori dopo anni, questo spaventa, vale per il PD, vale per la Lega, vale per tutti, non sto parteggiando per nessuno. Però attenzione, perché quando si parla per esempio dello IOV, che è un'assoluta eccellenza a livello europeo, insomma, non solo. Ecco, teniamo presente una cosa, il cuore pulsante dello IOV, la ricerca, la gestione, il controllo, i medici rimangono qui a Padova così come sono adesso, anzi vengono potenziati perché questo diventa il centro e poi ci sono, come è giusto che sia, nei vari ospedali del Veneto ci sono dei distaccamenti perché vengono fatte le cure. Non è nemmeno giusto che uno che abita a 200 km da Padova debba venire a fare 200 km per venirsi a curare. Tutta la gestione rimane qua e questo deve essere chiaro, rimane qua, dopodiché ci sono dei distaccamenti dove vengono curati in loco le persone. E questo, c'è ancora da chiarire sulle schede. Cosa rimane, cosa non rimane. No, non c'è nulla da chiarire, per quanto riguarda l'università, la prevenzione e tutto il resto, c'è ancora il punto di domanda su vari posti. Solo sulle schede ospedaliere. Un certo Claudio Sinigaglia, schiettamente la settimana scorsa ha detto
c'è un interesse per quanto riguarda l'ospedale a Castelfranco, hanno le sale operatorie da riempire, hanno i padiglioni da riempire, sono stati pagati in project financing e che facciamo? Non è e così. quindi vabbè, No, ma non è così. Ognuno dice la sua, io rispetto, no, perché è io sulle rispetto il schede. mercato. No, le schede ospedaliere, i cittadini se le possono andare a vedere Ma dove vogliono, quando proprio quello è il problema. Sono state approvate. approvate più di un anno fa e adesso qualcuno sta cercando di cambiarle. No, Questo mi è stato riferito ma non è vero. sia da Sinigaglia ma non è sia vero. da chi sta facendo le schede l'avvertenza ospedaliere sono sindacale. state approvate, punto, e sono là. E Punto. qualcuno sta cercando di cambiarle. Ma se le porteranno, dovranno passare in giunta la proposta e poi andare in consiglio Appunto. e la vedrà. Ma tutto si può cambiare, ma il dato di fatto oggi è quello. Cioè noi non possiamo fare un processo di intenzioni, magari fra 20 anni qualcuno cambierà, io questo non lo so, ma quelle approvate a maggioranza sono quelle che oggi noi abbiamo agli atti ed è su quelle che noi dobbiamo ragionare. Esatto, E non si possono cambiare ogni 6 mesi. E a quanto emerge, battagliare, perché ripeto, qualcuno sta cercando di cambiare le cose. Io ho parlato personalmente ieri o l'altro ieri con il presidente Zaia e abbiamo parlato anche di questo e lui ha detto è una follia pensare che si possa togliere da Padova lo IOV, è una follia che io non permetterò mai. Questo me l'ha detto Luca Zaia ieri o l'altro ieri, ci porta questa notizia importante. Apparentamenti sì, pro, contro. Allora, poi sentiamo tecnicamente a me non piacciono molto, nel senso che come lei dice, insomma, partiamo con l'idea chiara e andiamo fino in fondo. Sarà perché io da questo video sono un po' un mastino. Ho toccato dei tasti siamo passati dal tu a lei. Ah no, scusa, sì, hai ragione, chiedo venia. No, è l'enfasi dialettica. No, rimane un dato di fatto che noi abbiamo fatto degli apparentamenti, come dire, in un alveo, in un bacino di consenso che è quello del centrodestra, che era così prima ed è così adesso. Mentre devo dire, per esempio, prima ho incontrato l'amico Fiore, che lui se n'è andato dal PD, se n'è andato dalle primarie dopo averle perse, creando un movimento contro i Vorossi, non contro noi, contro i Vorossi, e facendo delle dichiarazioni pesantissime dove diceva mai con i Vorossi. Io ho degli amici candidati in quella lista che non voteranno assolutamente i Vorossi, preferiscono andare al mare. La stessa cosa per quanto riguarda Colasio, anche lui si è tolto per una incompatibilità programmatica, politica con i Vorossi a Zanonato. Oggi fanno l'apparentamento. Questo, e glielo posso assicurare, è mal digerito, non solo dai cittadini perché lo dimostreranno domenica, ma dagli attivisti dei due schieramenti questo sicuramente sì, perché un conto è che uno voglia candidarsi perché legittimamente vuole fare il sindaco in un ambito politico. Un conto è che uno si candidi con una proposta diametralmente opposta a quell'ambito politico e poi converga. Questo è francamente incomprensibile. Questo non può accadere per chi adesso ascoltiamo in video? Ho passato dei giorni, come dire, anche in grave ambasce. Volevo capire il progetto di città che ho e che evidentemente era diverso dagli altri candidati, se no avrei sostenuto subito qualcuno di loro, poteva inserirsi e integrarsi con il programma, il progetto da una parte di Rossi e dall'altra di Bitonci. La gente mi ha tolto tutti questi dubbi, io devo rappresentare la gente che mi ha votato, non è che posso rappresentare qualcosa di diverso e quindi la scelta è stata inevitabile, definitiva e anche convinta. Le scelte si devono fare, bisogna saper mettere da parte i personalismi, bisogna saper mettere da parte le ambizioni personali e bisogna portare il contributo, cioè sarebbe stato folle che io, anche se non nascondo che la tendenza c'era in me personalmente di non far parte di nessuna coalizione e di lasciare libertà totale all'elettorato. L'elettorato, a prescindere dalla mia scelta, dal mio apparentamento, ovviamente rimane libero, però è anche un elettorato che sa che l'ho sempre accompagnato, sa la valenza diversa. Io considero i miei voti, come dire, più pesanti, non per il numero, ma perché so che sono voti sofferti, sia per averli convinti, ma anche sofferti per chi mi ha seguito, perché la gente che mi ha seguito è composita, c'è anche una fetta di gente di sinistra, c'è una fetta di gente che non gli interessa più lo steccato dei partiti, c'è molta gente di destra, direi la maggioranza, e soprattutto c'è volontà di cambiamento, di uscire fuori dagli schemi.
Mi sembra che Massimo in queste ore abbia dato un segnale forte in questo senso. È chiaro che lui appartiene a un partito e ha una coalizione dietro, però è anche vero che ha vinto lui ed è indiscutibile che in queste elezioni abbiano vinto i candidati perché queste elezioni funzionano così, forse sono le più belle per quello. Però vedo che già nella fase di pre-investitura, perché questo ci auguriamo e speriamo che sia, sta ragionando con un'apertura mentale che onestamente mi sorprende piacevolmente ed è quella che a pelle mi ha subito convinto. Sembra strano che un politico dica questa cosa e non dica no perché ci sono 3 assessorati, 4 presidenze di qua e 5 consigli di là. Voi vi fidate della mia parola, non se n'è neanche accennato alla lontana. Lui ha detto... Esattamente quello che le dicevo. Qualcuno vi ha etichettato come i soliti volti noti, mentre noi siamo quelli innovativi. Cosa risponde? Noi chi? Questa coalizione, diciamo, nuova. Quindi Bitonci, Saia... E tutto. Noi saremo il vecchio? Cioè, allora io le rispondo così, Piero Ruzzante è stato ospite suo prima, sì. è consigliere, dall'82, Ivo Rossi è consigliere dall'85 e Flavio Zaronato è consigliere dal 75. Noi sottolineiamo, ci siamo appoggiati a del nuovo, quindi 2020, appoggiarsi, uno può appoggiarsi a una Carega, a un Trespo, ma chi governa una città è il sindaco, ok? È il sindaco con i suoi partiti, con le sue liste civiche. Ripeto, questi 3 signori, i 3 signori del PD, sono 3 persone che non hanno fatto un giorno di lavoro in vita loro. Sono stati funzionari di partito, hanno sempre dedicato la loro vita alla politica, che è una disciplina nobilissima, d'accordo? Però adesso che questi 3, che sono 30 e passa anni, che fanno la spola fra il Comune di Padova, la Regione, il Comune di Padova e Regione, poi vanno un po' al governo, adesso vanno a Bruxelles, taccino noi di essere il vecchio, insomma credo che Padova meriti una discontinuità, la discontinuità non la può dare chi governa questa città da 35 anni, la deve dare chi non l'ha mai governata, pur avendo l'esperienza di governo anche in altre città o in altri enti come sottoscritto, che è stato vicepresidente della provincia, o Massimo che è presidente dei senatori della Lega, per cui è un po' naif e suggestiva questa visione che hanno del nuovo che avanza. Insomma, con tutto il rispetto per chi ha fatto solo e ha vissuto solo di politica, noi veniamo da un'altra esperienza. Io ho iniziato a lavorare con mio padre, che ero piccolino, sono contadino, figlio di contadini, non ho nessun problema. Questi non sanno nemmeno cosa sia una zolla di terra, cosa sia una fabbrica, cosa sia uno sciopero, cosa sia gestire uno studio legale, cosa sia gestire una piccola azienda. In momenti come lei accennava prima al tema del lavoro, serve gente che abbia la schiena dritta e una visione complessiva del tema. I funzionari del partito hanno fatto la loro parte. Un pronostico? Un pronostico vinciamo noi senza ombra di dubbio e con uno scarto anche importante. No, ma io parlavo dei mondiali, scherzo. E dei mondiali vinciamo? No, infatti, ognuno logicamente... No, ma anch'io... Vinciamo noi con uno scarto, certo. infatti vinciamo noi, non ai rigori, e 4-1 alla fine, questo è italiano. Allora io ringrazio Roberto Marcato anche per essere stato proprio disponibile alla mia battuta chiusa, io tendo sempre a sdrammatizzare sul finale. Per fortuna. Sappiate che torniamo domani sera come sempre alle 19:15, grazie a Dennis per la regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e un saluto anche ad Anna che è qui in zona, che ci ascolta. Salutiamo anche Anna. Sì. Un saluto, a domani sera.